Claudio Sinigaglia, una delle proposte del Partito Democratico, oltre a chiedere che la Regione e la Giunta stanzi 30 milioni di euro per ripristinare dei servizi decenti, è anche quella di procedere a una riorganizzazione delle aziende del trasporto pubblico, chiedendo soprattutto che ci sia una semplificazione. In particolare, qual è la svolta necessaria per dare un futuro di maggiore stabilità al trasporto pubblico veneto? Bisogna contrastare questo immobilismo della Regione che si trascina da anni e di cui oggi stiamo pagando le conseguenze, appunto con il rincaro del prezzo dei biglietti, con il taglio delle corse. Uno di questi ritardi è proprio la riorganizzazione delle aziende, almeno a livello provinciale. Assistiamo a un numero enorme di aziende che gestiscono il trasporto pubblico e che non dialogano tra di loro, fanno fatica a dialogare tra di loro, e invece è importante una gara che almeno sul bacino provinciale semplifichi, e per arrivare poi a un bacino appunto regionale. Questo consentirebbe chiaramente economie di scala, razionalizzazione, depositi, magazzini, ma consentirebbe anche, e soprattutto questo è importante, al cittadino utente di avere un biglietto unico che gli consente di scendere dal treno, salire su un autobus, salire su un pullman qualsiasi, ed avere appunto una facilitazione d'accesso, ma anche un risparmio poi sul costo stesso. La pianificazione è questa che è mancata in questi anni e che chiediamo con forza. Chiediamo con forza chiaramente il finanziamento, perché serve oggi, servono 30 milioni, però ci aspettiamo anche una risposta che sia strategica per riorganizzare l'intero settore. Riorganizzare anche l'intero settore dal punto di vista degli investimenti, ma anche investimenti determinanti per la metropolitana di superficie. Siamo fermi da anni, non c'è stato al momento opportuno, quando le risorse c'erano, il Veneto non si è mosso e ha perso occasioni su occasioni, e adesso dobbiamo rincorrere, però non lo facciamo con la giusta determinazione, e allora anche dal punto di vista degli investimenti bisogna effettivamente esserci, accelerare, farli, perché stiamo pagando tutti quanti in termini ambientali, in termini di capacità di muoversi, in termini di sviluppo della regione. E poi chi è che paga? Chiaramente il cittadino, il lavoratore, il pendolare, lo studente, che soffre perché non riesce a muoversi in maniera adeguata ed efficiente nel territorio veneto.